Ancora un buongiorno a tutti voi, ben trovati a quest'ultimo appuntamento settimanale con A Voi la Linea. Partiamo da un tema molto diffuso, quello dell'aumento dei costi della bolletta energetica che nel caso delle cooperative stanno praticamente annullando i ricavi. Oggi è stato fatto il punto della situazione in regione e nell'occasione si è anche tracciato il bilancio di quelli che sono stati gli effetti della pandemia. Per noi c'è Davide Vicedomini. Siamo con il presidente Castagnovic, Confcooperative Friuli Venezia Giulia. Oggi la presentazione dei dati delle vostre associate 2020-2021. In che modo ha inciso la pandemia? La pandemia ha inciso in maniera pesante sulle nostre strutture, specialmente in alcuni settori. Se nell'agroalimentare le perdite sono state all'incirca del 3%, nelle cooperative del lavoro quasi indifferenti, in alcuni settori magari causa sanificazioni, quindi tutte le misure anti-Covid che alcune cooperative hanno opportunità di lavoro in più, magari c'è stata anche una leggera crescita, ma se pensiamo alle cooperative di turismo e cultura con perdite che si aggirano sul 30%, oppure il caso estremo, le cooperative di trasporti con perdite che hanno toccato anche punto dell'80%, capite bene le difficoltà che questi 2 anni di pandemia hanno provocato nel mondo della cooperazione in generale. Ecco. Adesso quello che preoccupa di più è l'emergenza energetica. In che modo incide sui vostri ricavi, impedendo la vera ripresa? Incide pesantemente perché se pensate che nel mondo cooperativo il 95% dei costi per il 95% dei costi incidono sui ricavi, è chiaro che un aumento dei costi dovuto all'aumento dei costi energetici, se pensiamo all'aumento dell'energia elettrica piuttosto che del metano, ma in generale delle materie prime, perché parliamo anche di imballaggi, parliamo di qualsiasi materia prima, incidono in maniera notevolmente e vanno a erodere quel 5% che è rimasto, e quindi sicuramente ci mettono in grosse difficoltà le nostre strutture. Ecco. Vi preoccupa e quanto la guerra in Ucraina? La guerra in Ucraina ci preoccupa perché sicuramente abbiamo la sensazione che andrà ad aggravare ancora di più il problema dei costi energetici, oltre a un problema sociale e psicologico di paura e di rallentamento della ripresa economica. Quali le proposte per l'intervento, per il contenimento di questi costi? Le proposte le facciamo soprattutto, le farà il direttore Gallois dopo, le faremo soprattutto al governo perché la regione ha poca possibilità di incidere sul caro bollette. Chiaramente la diminuzione dell'IVA, la diminuzione delle accise può essere un modo per aiutare le cooperative a sopportare questo caro energia. Sicuramente però le misure sono governative e non so fino a quanto possono incidere perché il mercato dal punto di vista energetico in questo momento, diciamo così per usare un'espressione colorita, sta dando un po' i numeri, per cui è veramente pesante quello che sta succedendo. Ecco. Parliamo del progetto 4 ruote per la sicurezza, stili di vita, stili di guida che è partito questa mattina al liceo Stellini di Udine, iniziativa dedicata alle scuole secondarie di secondo grado della provincia che si pone l'obiettivo di sviluppare la conoscenza delle norme, il rispetto delle regole ma anche l'acquisizione di comportamenti corretti sulle strade. 4 ruote per la sicurezza, stili di vita, stili di guida, un progetto che vuole sensibilizzare alla sicurezza tutti gli studenti. Un progetto importante che parte dal liceo Stellini, noi siamo orgogliosi di questo e poi si estenderà anche ad altre scuole. È un progetto nel quale noi teniamo molto perché ovviamente l'obiettivo di tutte le scuole, non solo del liceo Stellini, è quello di formare le persone a 360 gradi, quindi dando le competenze non solo nelle materie disciplinari ma estendendole anche ad altri settori. L'aspetto della sicurezza legato alla guida è un aspetto assolutamente fondamentale, ci rivolgiamo in particolare ai ragazzi delle terze e delle quarte che sono prossimi a prendere la patente di guida. E come viene accolto dagli studenti questo progetto? Accolto molto bene perché c'è interesse rispetto a questo argomento estremamente attuale e il progetto è collegato poi tra l'altro anche ad un bando che favorisce la creatività degli studenti, quindi i nostri ragazzi sono pronti anche a partecipare a questo bando. Quanto è importante questo progetto in tema sicurezza per gli studenti che si avvicinano alla patente di guida? È importante, insomma, è il lancio di progetto già collaudato per fortuna e sicuramente l'attenzione sull'uso delle sostanze alcoliche, sull'abuso di sostanze alcoliche, sulle conseguenze degli incidenti, anche per le conseguenze risarcitorie, sembra un messaggio importante su cui i ragazzi dovrebbero riflettere.
però alla fine è un concorso di idee, quindi il fatto di portare comunque i ragazzi a stimolare la loro creatività per realizzare video, manifesti, foto è sempre interessante, poi è anche un momento premiale su cui daremo molta attenzione e molta giustificazione. E crediamo che sia fondamentale rendere consapevoli i giovani riguardo i rischi del tema della sicurezza stradale e crediamo che appunto i giovani debbano essere consapevoli di concetti come la prudenza, il rispetto della precedenza e comunque della coesistenza che c'è tra ambiente, uomo e veicolo, e quindi riteniamo che sia di fondamentale importanza. Ne parlate tra di voi, quali sono le vostre preoccupazioni, le vostre titubanze, anche per chi ancora non ha la patente o si appresta a fare la patente? Ma secondo me finché non ci si ritrova a doversi scontrare con questo mondo non ci si pensa tanto e si pensa come che sia una cosa per adulti, ecco. Però diciamo che il tema della sicurezza stradale o comunque del prendere la patente è veramente un punto di svolta per i giovani e comunque che ci un po' insegnisce del mondo degli adulti, ecco. I giovani che si avvicinano alla patente, ma anche neopatentati, quanti sono quelli che a inizio della loro esperienza alla guida commettono degli errori e quanto è importante questa esperienza? Beh, se dobbiamo parlare di statistica, forse i neopatentati sono fra i più bravi conducenti. Questo è frutto di un lavoro lungo, più che decennale, perché nelle scuole la polizia stradale fa educazione stradale da più di 20 anni col progetto Icaro e il progetto di oggi si inserisce in questo ambito perché il materiale, le tecniche didattiche che utilizzeremo sono quelle del progetto Icaro, che è un progetto ministeriale che prevede la partecipazione dell'Università La Sapienza, che con la facoltà di psicologia ci ha dato proprio le tecniche per fare l'educazione stradale. Questo poi ha portato i suoi risultati, perché oggi la categoria meno incidentale per quanto riguarda i difetti di guida prevalenti è proprio quella dei neopatentati, quindi bene è stato fatto e bene continuare a fare. Questo progetto è estremamente importante proprio perché riparte dopo 2 anni di stop di tutte le attività, compresa quella di educazione stradale, riparte per riprendere in mano il tema che è assolutamente molto importante. Però i giovani e lo smartphone, questa potrebbe essere una distrazione alla guida per loro? Questo è un grande problema, perché ormai dal 2015 in poi l'Istat ci dice che la distrazione è la prima causa di incidente mortale in Italia e in Europa, e in Friuli e a Udine non fa eccezione, perché anche qui la distrazione è la prevalente causa di incidente. È chiaro che sappiamo benissimo lo smartphone essere uno strumento assolutamente pregnante per la distrazione alla guida, ed è chiaro anche che i più giovani sono quelli più attenzionati o comunque più attratti dallo smartphone, quindi è chiaro che il messaggio va rivolto prevalentemente a loro. Infatti oggi tratteremo gran parte del nostro intervento sarà dedicata proprio alla distrazione e all'uso del telefonino alla guida. Nuovo piano della mobilità sostenibile a Pordenone è stato presentato questa mattina e prevede un utilizzo maggiore di mezzi alternativi all'auto, con la presenza di hub scambiatori, ma anche un'implementazione delle piste ciclabili, ed è prevista anche un'espansione della ZTL e nuove zone 30. Piano di mobilità sostenibile, piano del traffico, biciplani. Il Comune di Pordenone oggi presenta delle novità molto importanti per quanto riguarda la viabilità. Ne parliamo con l'assessore Cristina Mirante. Allora, quali sono le novità che aspettano i pordenonesi? Allora, intanto questi 3 piani sono piani che vengono adottati, sono stati adottati ieri in giunta, e quindi adesso cominciamo tutta la fase di partecipazione con la popolazione, gli stakeholder, con i comuni contermini, con tutte le associazioni di categoria interessate ovviamente da questo tema. La proposta che noi facciamo non è una proposta che stravolge in maniera sconvolgente, diciamo, la città, ma è una proposta che contiene una serie di azioni che sono
sommate soprattutto nel tempo, perché parliamo di una transizione chiaramente verso la mobilità sostenibile, consentiranno di togliere quote di mobilità che adesso avviene sul mezzo privato attraverso sistemi alternativi. Noi ci siamo concentrati in maniera importante sul trasporto pubblico locale, perché era un tema che non era stato minimamente trattato in passato e quindi aveva bisogno di essere adattato a un sistema di città che guarda al futuro. L'altro aspetto su cui abbiamo lavorato moltissimo è la sosta e lo spostamento anche delle merci, e abbiamo intrecciato questi tre temi in modo tale da creare un sistema articolato dove i cittadini e anche i visitatori possono scegliere una tipologia di accostamento alla città, di arrivo, che possono scegliere di lasciare l'automobile distante, possono scegliere di arrivare più vicino e poi spostarsi nell'ultimo tratto con mezzi alternativi. Può essere l'autobus, può essere la bicicletta, può essere l'andare a piedi, può essere anche il monopattino, che è entrato, insomma, ormai nel nostro modo di concepire la mobilità. Sempre meno auto in centro, di fatto è più spazio anche alle biciclette, ai pedoni. Non soltanto in centro, sicuramente in centro, ma anche nei quartieri. L'idea è quella che nelle strade prettamente residenziali, dove non ci passa il traffico ordinario, non ci sia più un transito consistente di auto, come succede in alcuni casi, ma che passi soltanto chi deve andare effettivamente in quella viabilità. In questo modo si abbatte in maniera importante quella che è l'emissione nociva, in particolare gli ossidi di azoto, ma anche quello che è il rumore, favorendo proprio la possibilità di riappropriarsi dello spazio da parte dei pedoni, da parte dei bambini, da parte delle famiglie, e quindi di poter stare sulle strade, quindi che sia il centro o la periferia, e senza sentirsi insicuri e potendo appunto percorrerle in tranquillità. Come verranno fatte queste limitazioni? Con delle zone a traffico limitato? Insomma, come verrà segnalata questa cosa? Sicuramente l'espansione della zona a traffico limitato in centro, non solo come la conosciamo adesso, ma come anche traffico limitato ambientale, quindi durante i periodi di sforamento per esempio degli inquinanti, di estendere la ZTL in maniera più consistente, riducendo ovviamente il traffico. Nelle zone invece, nei quartieri per esempio, le strade possono essere diverse dalle zone 30 che abbiamo già applicato in alcuni casi, alle zone 20, fino ad arrivare alle strade residenziali, che sono strade veramente molto complicate da percorrere, perché hanno una serie di ostacoli e sono veramente di competenza soltanto dei residenti. Ingegnere Fiorella Onsel, progettista di questo nuovo piano per il comune di Pordenone, insomma, quali sono le principali novità, insomma, che ha pensato per la città? Beh, è un'integrazione di provvedimenti. Nessuno è un provvedimento che da solo riesce a risolvere e a rendere sostenibile la mobilità, ma l'insieme di queste azioni nel tempo riescono a produrre dei risultati abbastanza forti, abbastanza significativi. L'obiettivo è quello di mettersi al passo con tante altre città europee che hanno già attivato per esempio i 30 km orari diffusi su tutte le strade locali, e questa è una cosa molto importante e decisiva. Noi tra poco ci rivediamo con la seconda parte di A voi la linea. La storia di una donna, Karin Stefanuto, che da 3 anni vive in una casa di fatto inagibile con le sue 2 figlie. In attesa di una casa atera è riuscita ad ottenere uno stabile che non raggiunge però i minimi standard qualitativi, è pieno di muffa e privo di riscaldamento, non è neppure collegato in maniera sicura alla rete elettrica, e tutto questo succede in pieno centro a Pasian di Prato. Ci troviamo a Pasian di Prato, in pieno centro, dove vogliamo raccontarvi una storia davvero molto particolare. Vedrete in che condizioni si può essere costretti a vivere anche in Friuli nel 2022. Entriamo in casa della famiglia di Karin Stefanuto, che sta lottando disperatamente da 2 anni per uscire da un'abitazione che è praticamente piena di muffa e senza riscaldamento. Vedrete le condizioni nelle quali vive una famiglia
friulana nel 2022 in pieno centro. La casa è piena di muffa, nonostante le ripetute richieste di intervento e di aiuto recapitate alle autorità e anche agli assistenti sociali. Karin Stefanutto è davvero esasperata perché tra l'altro le sue condizioni di salute sono molto precarie, è invalida all'80%, soffre di varie patologie e il compagno tra l'altro insomma ha un lavoro precario parliamo di una famiglia friulana che si trova davvero molto in difficoltà. Questa abitazione che è stata data loro in affitto, che loro hanno sempre pagato regolarmente, è poco degna di accogliere una famiglia di 4 o 5 persone. Chiediamo a Karin Stefanutto di raccontarci brevemente la sua storia e dire quali sono le sue richieste, perché stanno chiedendo aiuto. Noi siamo qui dal 2019 per un problema avuto con la famiglia del mio compagno, quindi siamo arrivati in questa casa, una casa dove noi stiamo pagando l'affitto mensilmente, però è una casa piena di problemi e io sono veramente arrivata all'esasperazione. Ho chiesto aiuto anche al Presidente della Repubblica, ho chiesto aiuto al Comune, ho chiesto aiuto all'assistenza sociale e io devo venire fuori da questa situazione per la dignità delle mie figlie. Non posso far vivere le mie figlie in questa condizione. Le mie figlie non hanno vita sociale. Sono 3 anni che le mie figlie non possono invitare nessuno, non possono comunque accogliere nessuno. È una vergogna per loro, io questo lo capisco. In questi 2 anni non siete stati in grado, tra l'altro, di trovare una soluzione alternativa, perché proprio pare che di alloggi a disposizione non ce ne siano. Io sono in lista con l'ATER dal 2019, però non ci sono alloggi, quindi noi siamo costretti a stare ancora qua. Però non è vita, non è sano. Io ho una bambina con un'altra patologia, la PFAPA, e quindi per me è un problema anche quello. Io devo venire fuori da questa situazione, non posso appiccarmi, mettermi a darmi a fuoco davanti al comune per dire datemi i miei diritti, perché io sto pagando tutto. Io devo uscire da qui. Tra l'altro, mi scusi, mi avete informato che questa casa pare non sia neanche dotata dello scarico a terra, oltre che avere un riscaldamento che non funziona. Me lo conferma? Io confermo che non ha la messa a terra, che eravamo d'accordo anche con l'assistente sociale e con la signora che ci ha trovato la casa, che venivano fatti tutti questi lavori. Una volta dentro ci hanno detto: ma cosa pretendete? Quindi siamo senza riscaldamenti, non abbiamo i termoconvettori che funzionano, la canna fumaria è inagibile, la messa a terra non c'è ovviamente, e non ci sono le finestre riparate, infatti quella del bagno è tenuta su con una catenella e viviamo così, sopravviviamo così. Perché i vestiti sono da buttare, i miei documenti sono da buttare, si bagna tutto, si bagna tutto. Quanto pagate al mese di affitto? 320 euro mensili. Per usare 2 stanze, perché noi non abitiamo di sopra. E avete sempre pagato regolarmente? Pagato ogni mese regolarmente, tutti i mesi, non è saltato un mese dal 2019. A questo punto quello che vi aiuterebbe è trovare una nuova abitazione? Per me possono mettere a posto anche questa casa. Cioè, diritti, doveri, io pago, tu mi metti a posto la casa, altrimenti mi trovate una casa sana per le mie figlie, non per me, ma per le mie figlie. Chiedo solo questo, cioè non è che chiedo la luna, se pago devo avere qualche diritto, no? E che l'assistente sociale deve prendersi comunque la responsabilità di dire: ti ho messo io in questo posto. Come vi scaldate in questo momento? Abbiamo delle stufette a zibro, però scaldano soltanto l'ambiente, non essendoci neanche le porte nelle stanze, abbiamo messo una tenda un po' baraccopoli e queste stufe però creano anche queste umidità, e una tanica costa 45 euro, dura mezza settimana. Scusi, dove sono le porte? Non lo so, non ho idea di dove siano le porte, noi l'abbiamo trovata così la casa. Putin non si fermerà, il popolo ucraino non si arrenderà, abbiamo sopportato troppo. Sono parole di padre Petru Parvu, prete ortodosso ucraino a capo della parrocchia con sede a San Lorenzo di Sedegliano. Sentiamolo in questa intervista realizzata per noi da Daniele Paroni. Sono con padre Petru Parvu, che è il parroco della chiesa di Samina. Siamo a San Lorenzo di Sedegliano, una realtà che insiste sul territorio da più di 7 anni. Allora padre, lei che conosce il popolo ucraino, non è arrendevole? No, il popolo ucraino non si arrenderà.
io ho parenti, ho sorella a Kiev, ho anche cugini, abbiamo mezza famiglia là e posso dire che i miei non si arrenderanno e sicuramente qualsiasi ucraino con cui dovete parlare sicuramente vi diranno la stessa cosa, perché ci siamo sottomessi sotto la Russia per più di 90 anni e diciamo che basta. Diciamo che adesso, tenendo conto che comunque Kiev era la capitale ed è tuttora la capitale dei slavi e la capitale dei popoli russi, e gli ucraini sono, diciamo, una parte dei popoli russi. Però vedete questa situazione che si è prodotta adesso con l'invasione di Putin, perché non è una invasione dei russi, noi non abbiamo niente contro i russi perché sono i nostri fratelli e ortodossi pure loro, noi abbiamo una cosa contro la politica di Putin e quindi con questa invasione si produce uno scisma al cuore della slavità, se vogliamo. E come ne usciamo secondo lei? Io credo che con l'aiuto anche diplomatico di tutti gli altri stati membri NATO, come l'Italia, come la Romania, come la Grecia, come gli stati che fanno parte del NATO, se possono diplomaticamente dare un aiuto e poi anche sostenendo un po' la situazione, perché diciamo sono tanti, adesso parlavo a Kiev con mia sorella, le vie di uscita di Kiev sono tutte bloccate, code di macchine di almeno 20 km, file dappertutto, la gente sta in coda perché al bancomat a prendersi i soldi, alle farmacie per prendere le cose di necessità. È un po', diciamo, una situazione che il mondo moderno non è pronto a affrontare, diciamo la verità. Senta, c'è il rischio di un conflitto che può allargarsi? Sicuramente c'è un rischio, perché Putin non si fermerà là, non si ferma solo nei territori di Mariupol e di Donetsk e di Lugansk, lui vuole prendere quello che può prendere. Già, non so se siete al corrente, già hanno attaccato anche l'aeroporto di Ivano-Frankivsk che sta all'ovest, nel senso hanno attaccato sì sul fianco estico del paese, ma hanno attaccato anche il fianco ovest. Lei dice Putin vuole, ma secondo lei i russi vogliono? No, io penso che i russi non gli interessano queste robe qua. Dovete ricordare che il PIL della Russia è minore di quello dell'Italia, quindi ancora aggiungere bocche da sfamare non penso che li convengano ai russi. Ma io come dicevo, i russi sono nostri fratelli, veniamo tutti dalla stessa stirpe. Quando Mosca all'anno 1000 non esisteva, eravamo tutti insieme. E Mosca oggi purtroppo è il leadership di quelli che guidano oggi la Russia, non è il più ispirato da Dio. Gli amici della musica di Udine hanno presentato al Palamostra il 38° appuntamento con la 100ª stagione concertistica Grande Musica, Grandi Interpreti. Una storia travagliata ma dallo schietto sapore di leggenda, raccontata con le melodie di Richard Strauss, quella andata in scena al Teatro Palamostra e nell'appuntamento di turno alla stagione che celebra i 100 anni di storia degli Amici della Musica di Udine, associazione fra le più longeve che dal 1922 organizza concerti, progetti ed incontri atti a diffondere la musica classica in tutte le sue forme. Ino Carden Opera 38, titolo del programma di serata, con Vanessa Gravina alla voce recitante e Stefano Giovanni
Giavazzi al pianoforte è tratto dal poema che il poeta inglese Lord Alfred Tennyson scrisse nel 1864, poi rielaborato alla fine del secolo da Richard Strauss, che ne fece un monologo per pianoforte, fra toni quasi bucolici e momenti di sentimentalismo che lasciano chi ascolta in una condizione di attesa per l'epilogo. Questa assoluta novità per il cartellone degli Amici della Musica ha presentato un connubio tardo romantico fra musica e teatro, con Vanessa Gravina, attrice e regista teatrale milanese con popolarità dovuta al cinema e trasmissioni televisive negli ultimi 25 anni, e Stefano Giavazzi, pianista docente al Conservatorio di Mantova, chiamati a ripercorrere la storia di tre fanciulli, Enoch, Philip e Danny, che spesso giocano insieme sulla spiaggia fra i relitti del mare. Diventati adolescenti, Enoch e Philip si innamorano di Annie, che a Philip preferisce Enoch, diventato a sua volta marinaio, e lo sposa. Un giorno però Enoch si imbarca per un lungo viaggio e da qui nasce la storia travagliata con sapore di leggenda, con sullo sfondo il mare col suo muggito inquietante ed ossessivo a fare da cornice alle vicende dei protagonisti, che incarnano la natura profonda dei sentimenti e del destino con voce e carica interpretativa misurata. E per quanto riguarda voi la linea, per oggi e per questa settimana è tutto. L'appuntamento torna lunedì, sempre alle 12:45. Oggi invece prossimo appuntamento con informazione alle 16:30 con il TG Flash. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.